Salve ragazzi, oggi vorrei parlarvi di un'opera che mi ha sempre colpito molto. Si tratta del Demoiselle d'Avignon di Pablo Picasso. Ciò che mi ha sempre colpito di questa opera è la sua capacità di sintetizzare esperienze precedenti e soprattutto di aprire nuove strade. Si tratta dell'opera di uno dei più grandi artisti del Novecento e certamente uno dei suoi maggiori capolavori, anche una delle opere di Picasso maggiormente erotiche, anche se a prima vista non sembrerebbe. Inoltre la Demoiselle d'Avignon è un'opera fondamentale per la nascita del cubismo, che è uno dei movimenti, probabilmente il movimento che ha preso maggiormente da Picasso, anzi questo senza dubbio. Le Demoiselle d'Avignon è stato firmato da Picasso nel 1907, ma è il frutto di una lunghissima gestazione. Infatti abbiamo ancora oggi, per fortuna, centinaia di disegni preparatori di questa opera. Inizialmente l'opera, appunto, quando venne svelata nello studio di Picasso ai suoi amici, si trattava di amici che erano grandi artisti o grandi intellettuali, da Georges Braque, l'altro grande esponente del cubismo, a Jean Cocteau, oppure grandi collezionisti come Gertrude Stein. La prima volta che videro quest'opera nel 1907, tutti questi grandi personaggi rimasero esterrefatti, ma in senso negativo, non capivano o non ritenevano accettabile da certi punti di vista la novità estetica apportata da Picasso in quest'opera. L'artista che rimase più perplesso fu Matisse, probabilmente anche per diciamo la decennale sfida, potremmo dire così, competizione che c'era con l'altro grande del Novecento, cioè appunto Picasso. Ma a parte questa iniziale diffidenza, successivamente, dopo diversi anni, l'opera venne consacrata come una delle maggiori opere di Picasso, come l'opera fondamentale almeno della prima fase del cubismo. Si tratta, la Demoiselle d'Avignon rappresenta sostanzialmente, fotografa, secondo l'ottica del cubismo, una scena erotica di un bordello di Barcellona, con queste figure femminili che si incastrano tra di loro. È assolutamente ravvisabile la componente, diciamo così, che Picasso trae dalla scultura africana, soprattutto nella figura femminile a sinistra e a destra, nei loro volti, e poi ancora le forme spigolose. Il disegno stesso è tratto da questa volontà di riprendere, diciamo così, un'estetica primitiva. Tutto ciò, potremmo dire, la spigolosità delle figure non comporta un arretramento della potenza erotica, che invece viene sottolineata dalle torride cromie che caratterizzano appunto l'opera. Le Demoiselle d'Avignon rimane ed è ancora oggi un capolavoro fondamentale della storia dell'arte, perché secondo me un capolavoro è sostanzialmente un'opera che da un lato raccoglie istanze del passato. Le Demoiselle d'Avignon potremmo paragonarla è un'opera che potremmo paragonare al Bagno turco di Ingres o ad altre grandi opere dove c'è questo tema delle figure femminili completamente nude. D'altra parte però quest'opera, oltre a sintetizzare istanze del passato, apre a una nuova era. Davvero la Demoiselle d'Avignon può essere considerata la Cappella Sistina della modernità, come molti l'hanno definita, e certamente rimane un capolavoro, se non il capolavoro indiscusso della contemporaneità.